Gara valevole per la 27esima giornata del campionato di Serie A Calcio a 5. Arbitrano l'incontro i signori Massimo Seminara della sezione di Palermo e signor Paolo De Lorenzo della sezione di Brindisi, coadiuvato dal cronometrista signor Mario Certa della sezione di Marsala. Fatevi sentire, benvenuti al Pala Cosenza, benvenuti nella Tana dei Lupi! Andiamo a presentare Fortitudo Pomezia, numero 3 Esposito, 4 Ierai, 7 Micheletto, 8 Murilo Ferreira, 11 Bueno, 14 Miguel Angelo, 18 Raubo, 19 Cesaroni, 21 Tarenzi, 22 Molitierno, 30 Dudu Alano, 58 Bonci, allenatore il mister Grassi. In alto i cuori, fuori la voce perché sta per essere presentata la nostra squadra. Ladies and gentlemen, is about to start in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pirossigeno Cosenza! Benvenuti nella Tana dei Lupi! Sembra impossibile che seguo ancora te. Questa è una malattia che non la più. Numero 3 Alessio Adornato. Numero 4 Aleandro Boti. Numero 6 Paride Marchio. Numero 9 Tiziano Chilelli. Numero 12 Bruno Petri. Numero 16 Federico Scalambretti. Numero 17 Carlitos. Numero 18 Pelesigno. Numero 22 Felipigno. Numero 23 Francesco Lambre. Numero 24 Leonardo Del Ferraro. Numero 91 Jeff Titon. Allenatore è il nostro mister Leo Tuoto. Sempre e solo forza Lupi! Sembra impossibile che seguo ancora te. Questa è una malattia che non va più via. Vorrei andar via. Vorrei andar via. Nella settimana dedicata alla pace, le squadre andano in campo accompagnate da... Sulla voce di Piero Tucci abbiamo assistito alla presentazione di Pirossigeno Cosenza contro Fortitudo Pomezia. Buonasera amici sportivi, benvenuti dal Pala Cosenza. Questo è il match valevole per la 27esima giornata del campionato di Serie A. Ovviamente gara valevole per la regular season. Ambizioni playoff per il Pomezia che vuole approfittare della sconfitta di pochi istanti fa del Pesaro per 8-4 sul campo del Savia Testa Mantova. Lo stesso vuole fare la Pirossigeno Cosenza, rispondere alla vittoria dei Virgiliani per avvicinarsi sempre di più alla salvezza, che sarebbe l'obiettivo stagionale rossoblù. Andiamo subito a leggere le formazioni partendo dai padroni di casa che si schierano con i due portieri del Ferrari e Lambré, poi Adornato, Poti, Capitan Marchio, Chilelli, Bruno Petri, Scalambretti, Carlitos, Pelesigno, Felipigno e Bomber Titon
Risponde invece la Fortitudo Pomezia con i 3 portieri che sono Capitan Moliterno, Tarenzi e Bonci. Poi ci sono Esposito, Ierai, Micheletto, Murilo Ferreira, Bueno, Michelangelo, Raubo, Cesaroni e Dudu Alano. Da un lato indisponibile Bavaresco per squalifica e Paiuso per scelta tecnica, dall'altro lato invece Coach Grazzi fa a meno di Matteus, così come di Gattarelli. Questi i 24 che scenderanno in campo. Gli allenatori ovviamente sono il già citato Maurizio Grazzi per quanto riguarda la Fortitudo, coach Leo Tuoto per quanto riguarda la Pirossigeno Cosenza. Padroni di casa in maglia rossoblu, scenderanno in campo in maglia rossoblu con calzettoni e calzoncini blu, portieri invece in completo viola. Risponde la Fortitudo Pomezia con maglia azzurra, calzettoni e calzoncini bianchi. Per quanto riguarda i portieri invece maglia e calzettoni verdi, calzoncini neri. Prima dell'inizio del match però verrà osservato un minuto di silenzio, primo pallone che verrà mosso dalla Fortitudo Pomezia. Cerchiamo di capire quelli che sono i quintetti iniziali delle due formazioni. Quello della Fortitudo è già schierato con Moliterno, capitano e portiere della nazionale, insieme a lui Murilo Ferreira Giuliao, Micheletto, Dudu Alano e Michelangelo. Questo dovrebbe essere il quartetto iniziale, anzi non Michelangelo ma Cesaroni. Questo è il quartetto iniziale, il quintetto iniziale per la Fortitudo Pomezia. Risponde invece la Pirossigeno Cosenza con Del Ferraro, Marchio, Bruno Petri, Titon e Poti. Ovviamente minuto di silenzio che rispetteremo anche noi. Minuto di silenzio dedicato tutto a Vincenzo Lavino, caporedattore di Calcio 5 Live, che purtroppo nella mattinata di oggi ci ha lasciato un punto di riferimento nella comunicazione per quanto riguarda il futsal in Italia. Tutto pronto per l'inizio del match, primo pallone che dovrebbe essere mosso alla Pirossigeno Cosenza, così sarà. Andiamo a ripetere i quintetti: Del Ferraro, Marchio, Poti, Titon e Bruno Petri da un lato, Moliterno, Murilo, Micheletto, Cesaroni e Dudu dall'altra parte. Anzi non Cesaroni ma Raubo. Quindi Murilo, Micheletto, Dudu Alano e Raubo. È iniziato adesso il match, inizia Pirossigeno Cosenza, Fortitudo Pomezia. Subito Titon che cerca di puntare Micheletto, il quale lo ferma. Scambio poi con Raubo, conclusione di Micheletto che colpisce il compagno, pallone che arriva dalle parti di Moliterno. Micheletto, pallone a cercare e trovare Raubo in profondità, sfera ambiziosa sulla quale non può arrivare Dudu Alano. La rimessa laterale sarà a favore dei padroni di casa. Dudu Alano, giocatore della nazionale italiana, ex Movo Lille. Sicuramente uno dei tanti giocatori attenzionati quest'oggi dalla Pirossigeno Cosenza. Fortitudo Pomezia, che è una squadra di tutto rispetto e che probabilmente sulla carta avrebbe dovuto dare di più di quanto non abbia dato finora, fermo restando che la corsa ai playoff è sempre viva, anche perché, come già detto, il Pesaro oggi si è fermato sul campo del Mantova. Del Ferraro, pallone troppo lungo per Bruno Petri, la recupera Moliterno. Marchio di testa direttamente dalle parti del numero 22, che riceve nuovamente la sfera. Momento di confusione con Murilo, recupera Bruno Petri che poi va in pallonetto, pallone che termina di poco fuori. Prima occasione del match per la Pirossigeno Cosenza dopo 1 minuto e 02, afferma Bruno Petri con errore però di comunicazione tra Moliterno e Murilo Ferreira. Si è già ripresa a giocare
Dudu Alano per Murillo, prova la verticalizzazione ma viene fermato da Bruno Petri, particolarmente in palla in queste prime battute del match. Il numero 12, brasiliano naturalizzato georgiano, che però è l'ultimo a toccare il pallone, quindi Moliterno lancia lungo, Titon in anticipo su Micheletto, rimessa laterale per la formazione capitolina. Murillo nuovamente da Dudu, quindi Micheletto, ancora Dudu, gira palla a due tocchi la Fortitudo, Micheletto, conclusione, devia Titon che ammorbidisce la presa di Del Ferraro. Scambiano Bruno Petri e Marchio, ora Poti, ancora a cercare e trovare Bruno Petri, di là per Marchio, ha un po' di spazio, serve nuovamente in area Bruno Petri, tallonato molto bene dall'avversario. Si tratta in questa circostanza di Raubo, poi è riuscito ad andare comunque alla conclusione, che ha trovato attentissimo Moliterno. Murillo, pallone impreciso per Dudu Alano, chiede il movimento del numero 30, l'ex centrale dell'Acqua e Sapone, pallone che è terminato fuori, rimessa laterale per i rossoblù, con Titone che ha messo in movimento Bruno Petri. Regolare l'intervento ai suoi danni, nulla di fatto, sarà rimessa laterale a favore della Fortitudo. Moliterno, verticalizzazione imprecisa, a cercare Raubo, non può arrivare l'ex giocatore del Ciampino e quindi rimessa laterale per la formazione di casa. Poti in battuta verso Marchio, ancora Poti, Del Ferraro la porta, poi lancia lungo, la sponda di testa di Bruno Petri, la mette giù col petto Micheletto che poi fa ripartire il contropiede. Murillo non riesce nel controllo a seguire, sfera che termina sul fondo. Poti prova a servire un compagno d'esterno, intercetta Dudu, Micheletto a due tocchi, la parata di Del Ferraro, prima occasione anche per la Fortitudo Pomezia, con la conclusione di Leonardo Micheletto, la riapprezziamo adesso nel replay. Tiro potente che ha trovato però attento Del Ferraro. Corre il battuto ancora Micheletto, sfera sul fondo. Poti, pallone verso Bruno Petri, ancora Poti, va in profondità, intercetta Dudu Alano, occhio al break, conclusione da parte del numero 30, poi sul secondo palo Micheletto non riesce a spingerla in porta, occasionissima qui per la Fortitudo, a un passo dallo 0-1, ancora con Leonardo Micheletto che questa volta però non è stato particolarmente incisivo. Break di Dudu che poi ha portato alla conclusione del numero 30 sul secondo palo. Micheletto completamente solo, non è riuscito a spingere la sfera in fondo al sacco, si resta dunque sullo 0-0. Prime avvisaglie però di match divertente sia da un lato che dall'altro. Ci aveva provato prima Bruno Petri, ha risposto la Fortitudo con la doppia occasione di Micheletto. Titon ora vuole puntare Dudu Alano dal basso e ci riesce. Bruno Petri buca, blocca Moliterno che vorrebbe far ripartire i suoi rapidamente, perde un tempo di gioco e serve Alano. Dudu verso Micheletto, quindi Raubo, controllo difettoso, ancora Micheletto, intercetta Poti, mette giù Titon, Raubo prima di Bruno Petri, ora Micheletto, Murillo, Dudu ancora da Micheletto, vorrebbe provare col mancino, quindi Murillo, controllo e conclusione, devia Titon, fallo laterale per la Fortitudo. Intercetta Marchio, occhio al possibile contropiede, Poti traccia il campo centralmente, perde palla, contropiede ancora della Fortitudo che va alla conclusione, con Raubo che fa 1-0, batte Del Ferraro a tu per tu con l'estremo difensore avversario e porta in vantaggio la Fortitudo Pomezia dopo 3 minuti e 50, segna Michele Raubo, è 1-0 per la Fortitudo. È scivolato sul pallone Cesaroni, o meglio scivolato sul pallone Poti, pardon.
non ha perdonato Raubo, che tu per tu con Del Ferraro ha superato l'estremo difensore avversario. Nel frattempo cambio completo di quartetto per Maurizio Grazzi. Sono infatti entrati in campo Bueno, Cesaroni, Michelangelo e Ierai. Proprio Michelangelo adesso a lasciare il pallone per la rimessa laterale che verrà battuta da Poti. Michelangelo, campione del mondo con il Portogallo, campione d'Europa con lo Sporting, giocatore plurititolato, sicuramente non ha bisogno di presentazioni da parte mia. Bruno Petri verso Del Ferraro, prova ad alzarla per Poti, pallone impreciso, sfera che termina sul fondo. Il possesso sarà per Moliterno, anzi no, rimessa laterale che verrà battuta da Ierai, praticamente sul punto di battuta di un calcio d'angolo. Cerca e trova Michelangelo, ancora Ierai, Alvarez verso Cesaroni, aspetta l'arrivo di Bueno, fermato prontamente da Marchio, fallo laterale ancora per la Fortitudo. Ierai prova a imbucare, Bueno non arriva, rimessa dal fondo per la Pirossigeno Cosenza. Bruno Petri verso Felipigno, appena entrato anche lui, prova a passare, si porta il pallone fuori. Rimessa laterale per la formazione quest'oggi in maglia azzurra. Michelangelo calcia in due tempi Del Ferraro a bloccare. È entrato in campo anche Chilelli, Carlitos, Pellesigno e Felipigno, ha cambiato tutto anche coach Tuoto. Del Ferraro lungo, cerca e trova Chilelli, tallonato da Ierai, falloso l'intervento del 4. Ravvisato calcio di punizione dai 9 metri da parte del direttore di gara. Rientra Murillo per Cesaroni ed entra anche Esposito per Bueno. Coach Grazzi che è riuscito a far girare i suoi giocatori in movimento in appena 4 minuti e 52, a dimostrazione del potenziale che ha la formazione pometina del patron Bizzaglia. Adesso pallone sul quale ci sono Carlitos e Pellesigno, tocco per Titon, sfera che si impenna. Altissima questa conclusione del 91, rientrano Chilelli e Felipigno, rientrano anche Bueno e Cesaroni. Moliterno lungo proprio a cercare l'ex giocatore di Real San Giuseppe e signor prestito CMB Matera. Ovviamente tante tra le ex squadre del numero 19, con un passato anche in nazionale. Pellesigno viene verso il centro e calcia, pallone respinto. Conclusione poi di Carlitos sul fondo, anche Pellesigno ex del match. Fino a dicembre in forza alla Fortitudo Pomezia, allora allenata però da Alessandro Nuccorini. Bueno da Ierai, pallone in profondità bloccato da Del Ferraro. Felipigno verso Pellesigno che passa molto bene sull'out, occhio alla superiorità numerica, calcia in mezzo alle gambe di Moliterno, il gol dell'ex a firma Pellesigno, è 1-1 al Pala Cosenza, pareggia dopo 5:33 la Pirossigeno Cosenza con il gol dell'ex Pellesigno, 1-1. Segna con il numero 18 Pellesigno, sempre e solo forza. Rimette tutto in equilibrio dunque la Pirossigeno Cosenza con Pellesigno che ha sfruttato la superiorità numerica, ha trovato lo spazio tra le gambe di Moliterno. Nel frattempo non c'è un attimo di tregua, ha già recuperato il 18, poi Felipigno centralmente calcia, trova la parata da parte di Moliterno, si è accesa però la partita, vantaggio di Micheletto, anzi di Raubo, pareggio di Pellesigno, occasione adesso per Felipigno. E tanto divertimento abbiamo già visto, e tanto divertimento soprattutto si preannuncia da ora al termine del match. Ovviamente partita ancora lunghissima che è tornata subito sui binari dell'equilibrio. In questo sabato prepasquale Felipigno verso Carlitos, all'indietro da Del Ferraro.
Prende campo il 24, lo lascia fare la Fortitudo. Carlitos cerca e trova Chilelli, pallone che non è uscito. Felipigno verso Pelesigno, messo a terra da Bueno, punizione a favore della formazione di casa. Kinder. Ne voglio almeno 7. Ierai, si torna indietro del Ferraro, pallone lungo. Si riprenderà con il rinvio dal fondo del Ferraro, serve Felipigno, quindi Pelesigno difende altissima la Fortitudo qui. Carlitos verso Chilelli che poi in profondità non trova il compagno per la chiusura di Michelangelo. Felipigno poi prova a rimontarlo, ma è in vantaggio l'ex Sporting e quindi Moliterno blocca. Cesaroni, ancora Michelangelo. Ierai verso Dudu appena rientrato. Nuovamente Michelangelo a lanciare Cesaroni, pallone troppo lungo, rimessa laterale per la Pirossigeno Cosenza, dentro anche Murilo al posto del 19. Scambiano Pelesigno e Carlitos, quindi Chilelli da Felipigno, Pelesigno, Carlitos. Recupera la terra Murilo, poi Felipigno vince il riballo e serve Carlitos, tu per tu con Moliterno. Carlitos! Pallonetto delizioso ai danni del portiere della nazionale. L'ha già ribaltata la Pirossigeno Cosenza con il gol di Carlitos. È 2-1. Spettacolo al Pala Cosenza quando sono trascorsi solamente 7 minuti e 16 secondi. 2-1 per la Pirossigeno Cosenza. Signora con il numero 17, Carlitos, con il numero 17, sempre e solo Forza. Time out immediato chiesto da coach Grazzi, che ha visto la sua Fortitudo Pomezia essere rimontata prima dal gol di Pelesigno, poi da quello di Carlitos. In entrambi i casi gol di pregevole fattura, il primo sotto le gambe di Moliterno, il secondo in pallonetto sull'estremo difensore della nazionale. Sicuramente non la cosa più semplice del mondo. C'è riuscito Carlitos e avanti la Pirossigeno Cosenza 2-1. E dunque si riprende a giocare con il risultato di 2-1 a favore della Pirossigeno Cosenza, che ha ribaltato il punteggio. Occhio però alla reazione della Fortitudo in uscita dal time out. Dodò finisce a terra un giocatore di casa. Si tratta di Chilelli, pallone messo fuori da Ierai.
Restituito il pallone alla Fortitudo, si riprende a giocare. Murilo. Servito Dudu, fermato da Felipigno, rimessa laterale Fortitudo. Murilo prova ad alzarla per Micheletto, pallone ambiziosissimo, sfera che termina fuori, rimessa laterale per la formazione di casa. Si allarga del Ferraro, la riceve bassa Felipigno, che si aspettava l'allargamento di Bruno Petri a memoria, e rientra Poti al suo posto, rientra anche Titon per Pelesigno. Era appena rientrato Bruno Petri ed è pronto pure Marchio a rilevare Carlitos. Quartetto iniziale dunque che si sta per ricomporre per quanto riguarda la formazione di casa, che si è già ricomposta invece per quella ospite. Murillo in profondità, cerca Bueno, anzi Raubo, che viene anticipato da Carlitos, che adesso sì lascia il posto a Marchio. Conclusione di Micheletto, che passa in mezzo a quattro gambe e viene respinta in corner dal Ferraro. Non semplice questa parata, attentissimo però l'estremo difensore rossoblu. Andiamo a rivedere come questa sfera sia passata in mezzo alle gambe di Marchio, ma abbia trovato attento sul primo palo del Ferraro. Calcia Murillo al volo a cercare la deviazione di Dudu Alano dall'altra parte. La rimessa viene assegnata alla Pirossigeno Cosenza, anche se dalla mia postazione sembrava essere a favore degli ospiti. Del Ferraro lancia lunghissimo, troppo lungo, pallone che termina sopra la traversa. Molitier non rimette in gioco. Murillo verso Micheletto. Raubo la tiene lì, poi prova a servirla a Micheletto, ma la perde. Del Ferraro con grande lucidità verso Poti, quindi Titon si gira ma viene fermato. Raubo, Murillo, ancora Raubo prova a imbucare, deviazione, non è finita. Micheletto per Murillo, pallone respinto, poi Marchio salva sulla linea. Sulla conclusione di Micheletto, a un passo dal 2-2. Qui la Fortitudo Pomezia non è finita, insiste la formazione di Grassi, ancora con Micheletto. Fischi per i pometini. Murillo, nuovamente Micheletto, ancora Murillo, fermato da Bruno Petri, rimessa laterale per gli ospiti, a un passo qui dal 2-2 con Leonardo Micheletto. Micheletto riesce a servire Raubo, quindi Murillo, ancora Micheletto sul secondo a cercare il numero 8, che però aveva tagliato in maniera molto più decisa. Sarà rimessa laterale per la Pirossigeno Cosenza. Scambiano Poti e Marchio, quindi Del Ferraro, ancora Titon tra le linee, poi Marchio, Titon, Bruno Petri. Conclusione sul primo palo, che trova attento però qui Moliterno. Micheletto serve Dudu, vorrebbe puntare Marchio, destro contro Mancino. Dudu viene verso il centro e calcia, colpisce un compagno, si trattava di Raubo, poi Marchio prova a ripartire, fischiato fallo ai danni del numero 30 e prima ammonizione del match per Dudu Alano dopo 9 minuti e 53. Poti per Marchio, quindi Titon, ancora Marchio. Poti viene fermato, occhio alla possibile transizione, ma si va a riprendere il pallone tra i piedi di Esposito. Marchio bene, benissimo qui su Raubo, rimessa laterale rossoblu. Poti, prova l'imbucata per Bruno Petri, pallone che termina sul fondo. Molitier non rimette in gioco.
Esposito verso Micheletto, quindi Ierai, ancora Micheletto. Rimane lì la Fortitudo. Esposito, Ierai, Micheletto. Ancora Esposito. Anzi è Raubo in questo caso. Ora Ierai, Micheletto. Controlla molto bene col mancino. Prova l'imbucata, Marchio a intercettare tutto, Bruno Petri prova a passare, fermato, Micheletto però non riesce a tenere in campo il pallone, rimessa laterale ancora per i padroni di casa. 9-0-4 alla sirena della prima frazione. Lo ricordiamo per chi si fosse collegato in questo momento con Futsal TV. 2-1 il punteggio a favore della Pirossigeno Cosenza, con i gol di Pelesigno e Carlitos che hanno ribaltato l'iniziale vantaggio, firmato Raubo. Del Ferraro, Titon. Prova a passare sull'auto e ci riesce solo per un momento. Molitier non recupera il pallone e lo rimette in gioco per Ierai. Quindi Michelangelo, ancora Ierai. Cerca la profondità, trova la testa di Poti. Poi Titon recupera il pallone con l'aiuto del 4. Marchio da Bruno Petri, ora del Ferraro. Ne approfitta per prendere campo. Bruno Petri, Marchio. Titon. Vuole puntare in banda. Fermo Titon che poi passa e calcia. Ha atteso il momento giusto per superare Michelangelo, per superare l'altro fuoriclasse, ma quello è Jefferson Titon. Fa 3-1. Altra giocata fenomenale del brasiliano. +2 per la Pirossigeno Cosenza al minuto numero 11:47. Segna Titon, 3-1. Segnato nel numero 91 il fenomeno Jeff Titon. Per quanto mi riguarda, (3-1) dunque per la Pirossigeno Cosenza, grazie alla perla tirata fuori da Titon. Vuole subito rispondere Michelangelo, superato proprio da Titon in occasione del gol del 3-1. Ancora Michelangelo, sfera sul fondo. Pelesigno per Bruno Petri, quindi Carlitos. Ancora Poti, pallone che è terminato fuori, rimessa per la Fortitudo. Ierai da Michelangelo. Bueno, la rivorrebbe Michelangelo, si va invece all'indietro dove c'è Esposito, quindi Ierai. L'ultimo tocco è il suo, rimessa rossoblu. Felipigno da Pelesigno. Carlitos per Pelesigno, pallone troppo lungo. Terminato sul fondo, è rientrato Dudu. Ora Michelangelo, proprio per Dudu. Rimasto a terra Felipigno, anzi Pelesigno. Bueno mette il pallone fuori. Grassi, smettila! Io devi giocare. L'allenatore. E questa è la cosa che mi piace. Ancora a terra Pelesigno. Ma è stato...
Esce dal campo quindi Pelesigno, applaudito dal pubblico del Pala Cosenza. Si chiarisce ora con Bueno. Dentro T torna al suo posto. E basta, smettila! E dai, un po' di rispetto! Pallone restituito alla Fortitudo, si riprende a giocare Dudu. Pallone verso Michelangelo, ancora Dudu, Bueno. Dudu, Ierai. Pallone troppo profondo per Dudu, allontana il Ferraro. Calcio a Michelangelo, sfera sul fondo. Carlitos da Felipigno, quindi passa ancora Carlitos che punta l'incrocio, trova l'incrocio, fa 4-1, batte nuovamente un incolpevole Moliterno, incontenibile la Pirossigeno Cosenza, minuto numero 13:08, 4-1, ancora Carlitos, doppietta per lui. Segnato il numero 17 Carlitos, sempre e solo forza! Si riprende a giocare, Fortitudo Pomezia sempre più sotto shock, a terra Michelangelo, falloso l'intervento di Carlitos, è il primo fallo del match per la Pirossigeno Cosenza, 3 ne ha commessi invece la formazione ospite. Bueno a cercare e trovare Ierai, anticipo però di Felipigno su di lui. Michelangelo, Bueno, Ierai. Ancora Michelangelo verso il centro, calcia, blocca del Ferrari in due tempi. Poi rimette in gioco per Carlitos, Felipigno dietro per Pelesigno. Ancora Felipigno, fermato qui, molto bene. Da Ierai che poi chiede scusa. Del Ferraro. Rilancio lungo a cercare e trovare Felipigno che stava per tenere in campo un pallone semi impossibile. Rientra in campo Micheletto per Bueno, rientra Murillo per Ierai. Riceve adesso Murillo da Dudu. In campo con loro anche Michelangelo. Murillo passa molto bene su Pelesigno. Ancora Murillo, blocca in due tempi del Ferraro che rimette in gioco per Pelesigno. Occhio all'1 contro 1, stanno arrivando Felipigno e Carlitos. Pelesigno punta, si allarga e calcia, chiude Moliterno. Pelesigno poi l'ultimo a toccare, pallone che è rimasto in campo. C'è confusione nei pressi della linea di fondo. Alla fine scintille tra le due formazioni. Direttore di gara che fischia un fallo, anche se non ho capito di preciso i danni di chi ancora. E infatti vola sicuro un cartellino giallo per Tarenzi, secondo portiere della Fortitudo Pomezia. Seconda monito del match dopo Dudu. Micheletto pallone in profondità, non arriva a destinazione, rimessa laterale rosso-blu. Scalambretti verso Carlitos, quindi del Ferraro. Addirittura calcia, pallone sul fondo. Dudu verso Murillo, quindi Raubo, Micheletto nuovamente dall'altra parte dove c'è Dudu, Raubo, Dudu, quintetto iniziale ristabilito. Micheletto,
Raubo, ora Murillo, sempre Micheletto, cerca spazi ma non ne trova la Fortitudo, si affida alle giocate di Micheletto che però qui viene fermato da Felipigno. Poi Murillo trova la deviazione di Titon e anche la rimessa laterale. Micheletto verso Murillo, pallone preciso a cercare Raubo, buona l'iniziativa del Ferraro, però aveva capito tutto e ha chiuso la diagonale. Titon, tallonato da Micheletto che rischia di portare via il pallone ma porta a casa una rimessa laterale. Murillo, Micheletto va sul destro, il piede debole, pallone intercettato. Titon si autolancia in contropiede, Titon sul petto di Moliterno, poi Murillo chiude in corner. Altra occasione per i rossoblù con Jefferson Titon. Chiede time out però la Pirossigeno Cosenza prima della battuta del corner. Proteste ancora da parte di coach Grassi, perché il time out non è stato concesso e quindi si riprenderà a giocare con la rimessa a favore della Fortitudo. Quando sbaglia il dolore andavi... C'è stata quindi questa piccola incomprensione con la panchina rossoblu che ha chiamato il time out, ma la formazione in campo che ha battuto il corner velocemente e quindi non ci sono stati tempi tecnici per fischiare il time out prima della battuta. Si è ripreso comunque con la rimessa. Rientrano Poti, Marchio e Bruno Petri, o comunque Poti e Marchio, tra poco rientrerà anche Bruno Petri. Felipigno in profondità, intercetta Murillo, quindi Micheletto, ancora Murillo verso Raubo. Micheletto vuole puntare, viene verso il centro e calcia, blocca del Ferraro prima che possa arrivare Murillo. Poi pallone troppo lungo per Poti, rimessa dal fondo per Moliterno, anzi laterale per la Fortitudo. Micheletto scambia con Raubo, serve ora Dudu e chissà che Grassi non possa pensare a un power play, visto che la parità numerica non sta concedendo particolari spazi ai suoi ragazzi. Michelangelo verso Murillo, ancora Michelangelo che calcia, sfera sul fondo con deviazione, sarà corner. Pallone fuori per Michelangelo, ora Bruno Petri fermato, fallo laterale per la Fortitudo. Murillo nuovamente per Michelangelo, viene verso il centro, lo chiude Titon. Suona la carica il 14. Murillo intercetta Bruno Petri sulla seconda palla, ancora il numero 8 che mette in movimento Raubo verso Michelangelo, due tocchi, finta di conclusione, Michelangelo, pallone che si impenna. Michelangelo prova il corner forte dentro, pallone che viene intercettato. Incomprensione qui tra Michelangelo e Micheletto, con Michelangelo che batte la rimessa, Micheletto che non la tocca a quel punto. Michelangelo non poteva più fare uso della sfera, punizione in diretta quindi per la Pirossigeno Cosenza. Del Ferraro verso Poti, ora Bruno Petri, tallonato da Murillo che lo ferma molto bene, poi col tunnel prova a passare,
fallo e giallo per Bruno Petri, terzo monito del match, primo per i rossoblù, chiede subito scusa però. Punizione che verrà battuta dunque dal neoentrato Cesaroni. Michelangelo intercetta Poti, rimessa Fortitudo. Michelangelo verso Murillo, ancora Michelangelo. Murillo. Cesaroni la lascia lì per il 14. Murillo vorrebbe lo spazio per servire Raubo, si affida saggiamente ai piedi di Michelangelo che calcia ma il pallone termina fuori. Finora perfetta la chiusura della retroguardia rossoblù ai danni dell'ex Sporting. Titon, pallone impreciso per Bruno Petri, recupera Michelangelo, Titon però lo rimonta, chiuso in fallo laterale il numero 14, rimessa a favore della Fortitudo. A 2:44 dall'intervallo, con il punteggio ancora fermo sul 4-1, all'iniziale vantaggio firmato Raubo hanno risposto Pelesigno, Carlitos, Titon e ancora Carlitos. Murillo la tocca dietro per la conclusione di Raubo. Del Ferraro respinge e Poti poi allontana. Pallone alzato di là per Cesaroni, Bruno Petri sul secondo ballo in anticipo su Murillo, lì rischia l'autogol. Alla fine della traiettoria si alza, pallone in corner. Pallone sul secondo palo adesso dove Michelangelo in tapin trova il gol del 4-2, un po' inaspettata questa realizzazione della Fortitudo, dorme la retroguardia rossoblù e quindi Michelangelo fa 4-2 a 2:32 dall'intervallo. Quinti. Prova a rientrare la Fortitudo, lo fa trascinato dal proprio numero 14, dal proprio fuoriclasse Michelangelo, che adesso ha lasciato però il campo. Murillo a cercare Ierai, fermato. Titon per Del Ferraro. Pallone lungo, cerca e trova Bruno Petri. Aggancio fantascientifico, poi prova anche a rimontare Murillo, non ci riesce. Marchio recupera però sull'ex centrale dell'Acqua e Sapone, calcia Titon sulle caviglie di Ierai, rimessa laterale per i padroni di casa. Poti prova a passare e di Cesaroni l'ultimo tocco. Pallone dentro, intercettato da Ierai, rimessa laterale per il rossoblù, questa volta sì, che viene chiamato in time out dalla panchina di Leo Tuoto quando manca 1 minuto e 59 secondi all'intervallo. Punteggio fermo sul 4-2 per i padroni di casa.
Si riprende dunque a giocare con la rimessa laterale in favore della Pirossigeno Cosenza. Bruno Petri qui non riesce a trovare il compagno. Del Ferraro qui rischia, sbaglia, poi Cesaroni, ma c'è la grandissima parata di Del Ferraro. È successo di tutto in questa azione. L'errore di Del Ferraro, un gol già fatto di Cesaroni, poi sventato dall'estremo difensore rossoblù a 1:49 dall'intervallo. Pallone ancora per Cesaroni, sfera sul fondo. Si riprende a giocare, rimessa laterale ora per la Fortitudo. Cesaroni, ora Ierai. Pallone lasciato lì per Micheletto che calcia, deviazione, sarà corner per la Fortitudo. Conclusione da fuori nel frattempo di Ierai, doppia respinta in entrambi i casi, quindi Carlitos tiene in campo il pallone, la deviazione di Ierai è decisiva per impedire che Pellesigno riesca a ricevere. Ancora Ierai, pallone verso Cesaroni. Quindi Dudu, sfera imbucata da Ierai, male. Ora Carlitos fermato dal connazionale, rimessa laterale a favore della Pirossigeno Cosenza. 1-0-1 all'intervallo. Sfera per Carlitos che calcia, Moliterno respinge. Sempre pericoloso il 17 quando va in porta. Pallone giocato dietro ora per Del Ferraro. Situazione che tutto sommato potrebbe andare bene a entrambe le formazioni, forse un po' meno alla Fortitudo. Per andare negli spogliatoi, nel frattempo Micheletto guadagna rimessa laterale. 41 secondi al termine del primo tempo. Dudu verso Cesaroni. Ora Micheletto sbaglia il controllo, quindi Pellesigno recupera la sfera. Bruno Petri, non si concretizza il vantaggio però. A terra Pellesigno, quindi fa calcio di punizione per la formazione di casa. Calcio di donna a cercare Felipigno che non riesce a girarla in porta, non è finita, poi se la mette fuori. Rimessa laterale Fortitudo. Carlitos verso Pellesigno. 18 secondi all'intervallo. Felipigno controlla, fermato da Ierai, poi Pellesigno lo chiude molto bene, c'è un fallo e ai danni di Ierai, punizione per la Fortitudo. Cesaroni calcio, devia Carlitos, rimessa laterale. Pallone per Cesaroni che calcia, deviazione di Pellesigno. Sofferenza per la Pirossigeno Cosenza in questi ultimi secondi di primo tempo, poi Del Ferraro addirittura calcia verso la porta. Mancano 3 secondi e 9 al termine della prima frazione. Moliterno credo che rimetterà in gioco lungo e così sarà.
Pallone in aria per la spizzata di Dudualano, un secondo e 4, e quindi sui rilanci del Ferraro terminerà la prima frazione sul punteggio di 4-2. Gioca corto per Carlitos, squadra negli spogliatoi dunque 4-2 per la Pirossigeno Cosenza, che ha risposto all'iniziale vantaggio firmato Raubo con i gol di Pelesigno, Carlitos, Titone Carlitos. Ha riaperto poi il tutto Michelangelo. Per il momento è tutto, a tra poco per il secondo tempo di Pirossigeno Cosenza Fortitudo Pomezia. Nah, nigga. Guess who's back? Still. You still doing that shit, Andre? Oh, for sure. Yeah. Check me out. It's still Dre Day, nigga. AK, nigga. Though I've grown a lot, can't keep it home a lot. Cause when I frequent the spots that I'm known to rock, you hear the bass from the truck when I'm on the block. Ladies, they pay homage, but haters say Dre fell off. How, nigga, my last album was The Chronic. They wanna know if he still got it. They say raps change, they wanna know how I feel about it. You ain't up on things. Dr. Dre is the name, I'm ahead of my game. Still puffin' my leaf, still fuck with the beats. Still not loving police. Still rock my khakis with a cuff and a crease. Still got love for the streets, reppin' 213. Still the beats bang, still doing my thing. Since I left, ain't too much change. Still, I'm representing for them gangsters all across the world. Still hitting them corners and them lolos, girl. Still taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the I'm D.R.E. representing for them gangsters all across the world. Still hitting them corners and them lolos, girl. Still taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the D.R.E. Since the last time you heard from me, I lost some friends. Well, hell, me and Snoop, we dipping again. Kept my ear to the streets. Signed Eminem. He's triple platinum, doing 50 a week. Still, I stay close to the heat. And even when I was close to defeat, I rose to my feet. My life's like a soundtrack, I wrote to the beat. Street rap like Cali weed, I smoke till I'm sleep. Wake up in the AM, compose a beat. I bring the fire till you're soaking in your seat. It's not a fluke, it's been tried, I'm the truth. Since turn out the lights from the world-class wrecking crew, I'm still at it, after mathematics. In the home of drive-bys and acmatics. Swap meets, sticky green and bad traffic. I dip through, then I give you the I'm D.R.E. representing for them gangsters all across the world. Still hitting them corners and them lolos, girl. Still taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the I'm D.R.E. representing for them gangsters all across the world. Still hitting them corners and them lolos, girl. Still taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the D.R.E. It ain't nothing but mohawk shit. Another classic CD for y'all to vibe with. Whether you're coolin' on the corner with your fly bitch, Yeah. lay back in the shack, play this track. I'm representing for the gangsters all across the world. Still hitting them corners and them lolos, girl. I'll break your neck, damn near put your face in your lap. Niggas try to be the king, but the ace is back. So if you ain't up on things, Dr. Dre be the name, still running the game, still got it wrapped like a mummy. Still ain't tripping, love to see young blacks get money. Spend time out the hood, take their moms out the hood. Hit my boys off with jobs, no more living hard. Barbecues every day, driving fancy cars. Still gon' get mine I'm regardless. representing for them gangsters all across the world. Still hitting them corners and them lolos, girl. Still taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the I'm D.R.E. representing for them gangsters all across the world. Still hitting them corners and them lolos, girl. Still taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the I'm D.R.E. representing for them gangsters all across the world. Still hitting them corners and them lolos, girl. Still taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the D.R.E. Right back up in your motherfucking ass. 9-5 plus 4 pennies. Add that shit up. D.R.E. Right back up on top of things. Smoke some with your dog. No stress, no seeds, no stems, no sticks. Some of that real sticky, icky. Ooh wee. Put it in the air. Boy, you's a fool, D.R.
Siamo pronti per il secondo tempo fra Pirossigeno Cosenza Fortitudo Pomezia. Rieccoci collegati amici sportivi dal Pala Cosenza, inizia il secondo tempo tra Pirossigeno Cosenza e Fortitudo Pomezia, 4-2 il risultato della prima frazione. Andiamo a vedere subito i quintetti iniziali: da un lato Moliterno, Murilo, Michelangelo, Raubo e Micheletto, dall'altro Del Ferraro, Marchio, Poti, Bruno Petri e Titon. Proprio Bruno Petri adesso si gira, falloso l'intervento di Murilo, calcio di punizione a favore della formazione di casa. È rosso per Murilo. Inizia subito così dunque la seconda frazione di gioco, con il rosso ai danni di Murilo dopo 16 secondi. Doppia ammonizione per lui e quindi dopo 16 secondi la Fortitudo dovrà fare a meno di Murilo per il resto della partita. Ma soprattutto si trova adesso a fronteggiare 2 minuti di inferiorità numerica. Fino a 17:44 sarà l'uomo in più per i rossoblù. Vedremo se sfrutterà la formazione di Tuoto. Scambiano Bruno Petri e Carlitos. Ancora Bruno. Poti. Conclusione sul volto di Dudu. Rimessa laterale per la Pirossigeno Cosenza, che ha la ghiotta opportunità adesso di allungare. Una partita che comunque non è per niente chiusa. Carlitos, pallone per Bruno Petri, conclusione sull'esterno della rete. Moliterno lancia lungo, recupero di Carlitos, quindi Del Ferraro. Ora Carlitos porta palla, rientra dietro Esposito, insieme a lui Ierai e Dudu Alano. Poti, calcio sul fondo, ovviamente terzetto difensivo ora per la Fortitudo Pomezia. Moliterno la vuole lunga, Ierai di testa, blocca Del Ferraro, quindi Titon. Carlitos per Felipigno, ora Titon, Bruno Petri, fuori per Carlitos, che scheggia la traversa a un passo dal gol del 5-2 la Pirossigeno Cosenza. Resta alta impressione la formazione di Tuoto. Moliterno corto da Ierai, quindi Esposito attaccato da Felipigno, la rimessa laterale sua. 1 minuto e 11 al termine della superiorità per la Pirossigeno Cosenza. Carlitos, pallone per Titon, quindi Bruno Petri, ancora Titon, Bruno tra le linee per Carlitos anticipato, poi pallone lì, blocca Moliterno che serve lungo. Dudu, Del Ferraro lascia scorrere, Bruno Petri, Felipigno, ancora Bruno Petri, quindi Carlitos, nuovamente Bruno, Carlitos per Felipigno, secondo palo a cercare e trovare Titon che prova la conclusione. Alano gli chiude tutto lo spazio a sua disposizione, non è finita. Del Ferraro ancora per Carlitos, ultimi 30 secondi di superiorità. Carlitos dentro per Titon, pallone respinto, nuovamente Carlitos. Titon, Bruno Petri
Titon dentro, ancora Moliterno a respingere. 15 secondi del Ferraro. Bruno Petri da Felipigno, ancora Bruno Petri per Titon che non arriva. Sfera sul fondo. Sono rimasti 7 secondi e poi potrà entrare in campo Raubo. Entra Pelesigno al posto di Titon. Nel frattempo Moliterno lancia il più lungo possibile. Felipigno tiene il pallone in campo, rientra adesso Raubo, calcia Felipigno. Pallone respinto, Fortitudo Pomezia che ha resistito per 2 minuti in inferiorità numerica agli assalti della Pirossigeno Cosenza, che al contrario non ha sfruttato l'opportunità per portarsi a più 3. I complimenti di coach Grazia Esposito. Pelesigno serve Bruno Petri, tallonato da Ierai. Pallone fuori, rimessa laterale per i rossoblù, dentro a cercare Carlitos, sfera intercettata, poi servito Micheletto, pallone troppo profondo che Pelesigno lascia scorrere sul fondo, anzi fallo laterale. Proprio lui in battuta. Carlitos a ricevere. Pelesigno adesso porta palla, quindi marchio di Lada del Ferraro. Carlitos. Ancora Pelesigno. Recupero della Fortitudo, Micheletto fermato da Carlitos, poi il pallone rimane lì, marchio lo rimonta, Dudu fermato ancora da Carlitos, non è finita, Dudu chiuso da Pelesigno. Ora Bruno Petri contro transizione rosso-blu, marchio non arriva sulla sfera, si dispera Bruno Petri, rimessa Fortitudo. Michelangelo a cercare e trovare Raubo, vuole accelerare le operazioni la formazione pometina, quindi Micheletto a terra Michelangelo, fallo sull'intervento di Bruno Petri. Primo fallo anche per i rossoblù, punizione per la Fortitudo. Dudu verso Micheletto, quindi Michelangelo. Pallone troppo profondo. Titon adesso rileva Bruno Petri. Servita adesso il 91 che può puntare Dudu. Pallone che rimane lì, alla fine l'ultimo a toccare Titon. La rimessa è della Fortitudo. Si riprende dunque a giocare Michelangelo. Pallone verso Dudu. Poi Micheletto. Ancora Dudu. Micheletto. Trova Raubo solo per un attimo. Del Ferraro alla fine si porta il pallone in aria. Serve marchio. Controllo e conclusione a tu per tu con Moliterno che lo chiude molto bene. Poi Carlitos. Finta, secondo palo per Titon. E questo gol è tutto di Carlitos, anche se porta la firma del numero 91. 5-2 per la Pirossigeno Cosenza. Doppietta del bomber brasiliano. 5-2 più 3 per i rossoblù. Gran giocata però di Carlitos. La riapprezziamo qui nel replay. Finta di Carlitos e poi imbucata per Titon, che ha avuto gioco da ragazzi con il primo palo praticamente sguarnito. 3:46 nella ripresa. 5-2. Ora Micheletto. Recupero di Titon a tu per tu con Moliterno. Titon, palo. Poi Pelesigno. Respinta a conclusione da Ierai. Ancora Titon, sfera sul fondo. Ha un pazzo. Dal 6-2 subito la Pirossigeno Cosenza con questa occasionissima, questa tripla occasione. Prima con Titon, poi con Felipigno. Anzi, prima con Titon, poi con Pelesigno. La Pirossigeno Cosenza
E poi di nuovo con Titon, la Pirossigio Cosenza un passo dal gol del 6-2. Ora del Ferraro a cercare Titon, pallone impreciso, può rimettere in gioco Moliterno, time out però chiesto da Grassi. E a questo punto non escludo che il coach Pometino voglia provare fin da subito con il portiere di movimento. Vedremo comunque dopo questo time out. Si riprende a giocare dunque dopo il time out chiesto da coach Grazzi. Vedremo che scelta adotterà, anche se obiettivamente questo time out è servito più a scuotere la Fortitudo che in questa. Ne parliamo tra poco. Nel frattempo Titon recupera tu per tu con Moliterno, doppia parata qui dell'estremo difensore, decisivo il portiere della nazionale. Poi pallone sul secondo palo per Micheletto, chiude del Ferraro. Dicevo, time out che è servito alla Fortitudo Pomezia per sbloccarsi mentalmente dopo che in questi primi 5 minuti di ripresa si è trovato con un'espulsione, quella di Murillo, ha retto l'inferiorità numerica di 2 minuti, ha subito il gol di Titon e in 2 occasioni ha rischiato di subire un altro gol, sempre con Titon. E quindi scossa mentale, quella che necessita adesso la formazione ospite. Raubo, pallone verso Michelangelo, quindi Ierai ancora a cercare Raubo, tallonato da Marchio. Ierai di là per Micheletto, può puntare Titon. Micheletto va sul destro e calcia, pallone alto. Si riprende a giocare Bueno, che punta Titon, ancora Bueno sul destro, calcio del Ferraro, respinge in corner. È rimasto a terra nel frattempo un giocatore rosso-blu. Si dovrebbe trattare proprio di Titon. È richiesto l'intervento dello staff medico.
Pallone fuori per la conclusione di Michelangelo e poi sotto porta Raubo si trova il pallone e fa 5-3. La riapre la Fortitudo Pomezia nuovamente con il gol di Michele Raubo. 5-3. Si ritorna quindi sul +2, si ricuce questo elastico. Che ci accompagna dal 4-2. Marchio pallone per Del Ferraro. Quindi Felipigno, Titon. Anzi Marchio ovviamente, Felipigno. Prova a passare tunnel ai danni di Dudu Alano che è già ammonito. Rosso anche per lui. Fortitudo Pomezia anche senza Alano. Doppio giallo pure per lui. E altro sliding door della partita. Seconda espulsione per la Fortitudo dopo quella di Murillo per doppio giallo. Arriva anche quella di Alano nello stesso identico modo. 2 gialli Murillo, 2 Alano, 1 Terenzi dalla panchina e 1 Bruno Petri, questi ammoniti di oggi. E quasi se la ridono nel tunnel fuori dal campo Dudu Alano e Murillo, che hanno più di qualcosa da dire contro l'arbitraggio. Ora però la Pirossigeno Cosenza deve sfruttare fino a 11:38, avrà nuovamente l'uomo in più. Deve cercare il prima possibile il gol del 6-3, deve sfruttare questa superiorità numerica. Fermo restando che sulla panchina pometina abbiamo appena intravisto una maglia verde, quindi dopo l'inferiorità o comunque dopo l'eventuale gol del 6-3 si preannuncia power play per la formazione di Grassi. Titon da Bruno Petri, quindi Carlitos. Pallone sul secondo palo, deviazione di Ierai, sarà corner. Time out chiesto però da coach Tuoto. Vediamo, percepiamo gli stati d'animo sulla panchina ospite anche dal body language, soprattutto di Capitan Moliterno che continua a scuotere la testa. Contrariato dall'arbitraggio e dall'andamento della partita. Si è ripreso a giocare con la rimessa già battuta ai rossoblù, che girano la sfera con Carlitos, quindi Felipigno. Ancora fuori Carlitos. Si fa vedere Titon, Felipigno. Calcia, pallone sul fondo. La chiama Del Ferraro e la blocca. Quindi Felipigno per Carlitos. Pallone imbucato per Titon. Sfera sul fondo. Moliterno e Del Ferraro compagni di squadra ai tempi della Coggianco, quando l'attuale portiere del Pomezia era il titolare, quello rossoblu invece era il secondo. Quest'oggi invece di fronte Moliterno, pallone lungo, Del Ferraro con le mani a smanacciare.
Dentro Poti per Felipigno. Un minuto e 14 restanti di superiorità numerica per i rossoblù. Moliterno rilancia lunghissimo, Del Ferraro blocca e mette subito in gioco verso Poti, che non controlla la sfera. È rimessa per la Fortitudo. Esposito per Moliterno, rilancia lungo, l'estremo difensore ospite. Del Ferraro a servire Poti. Carlitos, ancora Poti. Bruno Petri, nuovamente per Poti. Carlitos dentro per Titon, la manona di Moliterno determinante in questa circostanza. Titon da Bruno Petri, quindi Poti. Bruno Petri per Titon, ancora Poti. Bruno. Poti, poi Carlitos sul secondo palo, blocca Moliterno in due tempi. Lascia scorrere un po' di tempo e poi rilancia il più lungo che può. Bruno Petri verso Poti. 20 secondi. Ancora di superiorità numerica per i rossoblù, che nuovamente non l'hanno sfruttata. Poti. Pallone verso Carlitos, ancora Poti. 7 secondi. Carlitos sul secondo. Deviazione di mano non ravvisata dal direttore di gara. Occhio al contropiede, 2 contro 1. Esposito per Cesaroni. Sbaglia il gol del potenziale 5-4. Avrebbe avuto del clamoroso pareggiare, o meglio portarsi a -1 per la Fortitudo Pomezia. Con l'uomo in meno si è ritornati comunque in parità. Poti da Titon, partita ancora lunghissima. Titon passa centralmente in mezzo a 2 prima e in mezzo a 3 poi. Titon giocatore, Bruno Petri sul secondo per Carlitos. Come prima il gol aveva confezionato Carlitos e realizzato Titon. Adesso è il contrario, 6-3 a firma del numero 17. Tripletta per lui, più 3 per la Pirossigeno Cosenza, quando mancano 11:24 al termine. Segna ancora Carlitos, 6-3. Sempre e solo forza! Tripletta personale per Carlitos e quindi 6-3 per i rossoblù. E power play ora per la Fortitudo, 11:24 al termine. Ierai, Bueno, Micheletto, Raubo e Michelangelo con la maglia verde. Questi i 5 scelti da Grassi. Ierai per Micheletto, ora Michelangelo. Il 4 a gestire. Micheletto e Michelangelo in prima linea. Bueno e Raubo più avanzati. Servito adesso Raubo, Michelangelo. Ierai, Micheletto, chiuso da Marchio. Ierai. Pallone per Micheletto. Ancora Ierai, Michelangelo. Ierai, Michelangelo. Raubo. Michelangelo. Calciala fuori, sfera sul fondo. Del Ferraro subito a rimettere in gioco, non può arrivare Carlitos. Moliterno ritocca per Micheletto, quindi Ierai, pallone profondo per Bueno che la controlla molto bene. Fermato da Marchio, punizione. È giallo per pari da Marchio. Settimo ammonito del match, quinto se consideriamo che delle 7 ammonizioni 2 sono state per Dudu e 2 per Murillo, gli altri 3 ammoniti li abbiamo già letti e li ricordiamo.
Tarenzi da un lato, Bruno Petri e Marchio dall'altro. Nel frattempo conclusione di Raubo che trova Del Ferraro preparato. Michelangelo messo a terra, tutto regolare per il direttore di gara, calcio a Ierai con deviazione di Poti, fallo laterale Fortitudo. Michelangelo verso Ierai, ora Micheletto, Ierai, Michelangelo, Ierai, Michelangelo perde il pallone, Carlitos lo recupera, poi Marchio, ancora Carlitos verso Pelesigno, in porta è rimasto Michelangelo, Pelesigno verso Poti, controllo e conclusione che non arriva, occasionissima qui sprecata dai lupi, a un passo dal 7-3, rimette in gioco Michelangelo, ora Ierai, Marchio lascia scorrere, blocca Del Ferraro, rientra Bruno Petri per Poti che si dispera, vista l'occasione fallita, Pelesigno da Carlitos, con deviazione di Micheletto chiude Ierai, quindi Pelesigno passa molto bene su Ierai che lo mette a terra, giallo anche per lui, sembra la fiera dei cartellini quest'oggi, ottavo nel match. Felippino verso Bruno Petri, quindi Marchio, poi Del Ferraro, Felippino, Michelangelo, Ierai, pallone per Micheletto, ancora Michelangelo, quindi Bueno, Michelangelo, Murillo, pallone di là, conclusione respinta Del Ferraro che poi calcia verso la porta, pallone che si impenna, rimessa laterale Fortitudo, dopo che la sfera ha toccato il soffitto, rientrano Poti e Carlitos. Bueno a servire Ierai, ora Michelangelo, Bueno calcia con deviazione, Michelangelo, pallone per Raubo, fuori da Ierai, Michelangelo, Bueno, Michelangelo, Ierai, Michelangelo, prova a insistere la Fortitudo che però non trova spazi, Micheletto da Ierai, quindi Michelangelo non può arrivare, rimessa rosso-blu. Del Ferraro, rinvia lungo, blocca Moliterno che serve Micheletto e lascia nuovamente il posto a Michelangelo. Raubo, pallone verso Ierai, quindi Michelangelo, ancora Ierai, Micheletto, Bueno, Ierai, Michelangelo, Ierai, Michelangelo a terra, Ierai, conclusione, pallone che è terminato alto sopra la traversa della porta difesa Del Ferraro. Felippino chiuso in out da Bueno. Carlitos, pallone allargato per Pelesigno, quindi Felippino, Carlitos, Felippino, Pelesigno, Felippino, tra le linee c'era Pelesigno, ha provato invece il 22 a servire Carlitos, recupero della Fortitudo, Raubo, è entrato adesso Michelangelo che viene servito, ancora Raubo, Michelangelo, fuori per Ierai, ha un po' di spazio, serve Micheletto, Ierai,
Profondo per Bueno. Dentro, deviazione di Del Ferraro a chiudere tutto. Michelangelo dietro da Ierai. Quindi Micheletto, ancora Ierai. 7-0-7 alla fine. Bueno passa molto bene. Poi recupero della Pirossigeno Cosenza con Pelesigno che calcia verso la porta. Pallone di poco sul fondo. Vicino alla doppietta qui l'ex del match. Si riprenderà con il rinvio che verrà effettuato da Michelangelo. Non rientra più Moliterno. Ierai. Sfera alzata, Poti la mette in fallo laterale. Michelangelo verso Ierai, ancora Michelangelo, quindi Ierai. Micheletto calcia, deviazione di Pelesigno. Raubo a servire Ierai. Quindi Micheletto, ancora Raubo, Micheletto per Bueno. Raubo fermato da Bruno Petri, non in definitiva. Bueno. Micheletto per Bueno. Michelangelo. Dentro a cercare Ierai, blocca Del Ferraro che la mette a terra e calcia! Trova il suo terzo gol in campionato. Leonardo Del Ferraro, 7-3 per la Pirossigeno Cosenza. Segna Del Ferraro e pratica quasi archiviata, perché nel calcio a 5 tutto può succedere. 6-0-9 al termine. Segna anche l'estremo difensore rossoblù. 7-3. Leonardo Del Ferraro. Leonardo. Sempre e solo forza. Si è ripreso a giocare sul parquet del Pala Cosenza con la conclusione di Ierai che è terminata sul fondo. Rientrano Felipigno e Titon. Poi conclusione da parte di Carlitos, pallone che è terminato di poco alto. Ha cercato il poker qui il numero 17. Moliterno cerca e trova Bueno. Chiuso però da Carlitos. Bueno verso Raubo. Micheletto. Ierai. Recupera Pelesigno, 1 contro 1 con Moliterno. Pelesigno, parata di Moliterno. Pelesigno 8-3. Mette forse definitivamente la parola fine a questo match. Pelesigno, doppietta contro l'ex squadra. 8-3 per la Pirossigeno Cosenza. Lo spettacolo, gol dei Nubi. Segna il nostro Pele con il numero 18. Pelesigno. Sempre e solo forza! Punizione severissima per la Fortitudo Pomezia. E Pirossigeno Cosenza che sta restituendo le 5 reti di scarto della gara d'andata. Possiamo dire che non capita tutti i giorni di realizzare 8 gol nella stessa partita contro una squadra del genere e soprattutto contro un portiere come Francesco Moliterno. Micheletto, pallone per Raubo che calcia, trova l'intervento della difesa, non gioca più con power play la Fortitudo per evitare un'imbarcata. Qui arriva la parata di Del Ferraro ai danni di Bueno. Cinque minuti al termine, anche se la pratica sembra ormai archiviata. Però nel calcio a 5 non si sa mai. Micheletto per Ierai, ora rientra Michelangelo. Micheletto. Cesaroni, pallone per Ierai. Ancora Michelangelo, Ierai. La sensazione che la Fortitudo Pomezia ci sia fisicamente ma non mentalmente. Michelangelo protegge la rimessa laterale sulla pressione di Felipigno.
Ierai, pallone per Cesaroni. Quindi Micheletto, Michelangelo. Conclusione sul secondo, sul quale non arriva nessuno. Cesaroni verso Ierai. C'è stato un fischio, però fallo di un giocatore della Fortitudo. Punizione rossoblu. Poti a battere l'out. Il calcio di punizione ovviamente. Quarto fallo per la Fortitudo. 3 ne ha commessi la Pirossigeno Cosenza. Qui rimessa laterale per la formazione di casa. Titon verso Marchio che non controlla. Possesso ora per la Fortitudo. Felippigno tenta il recupero. Solo parziale, blocca Moliterno. Raubo da Ierai. Raubo per Micheletto. Ierai, ancora Micheletto. Cesaroni non controlla. Rimessa laterale Pirossigeno Cosenza. Del Ferraro, pallone per Titon che controlla di petto ma non la mantiene in campo. Ierai per Cesaroni, quindi Micheletto. Cesaroni, Raubo. Ierai. Michelangelo, Raubo, Micheletto. Ierai, Micheletto. Inconsistente fino alla Fortitudo. Raubo prova a imbucare, devia Titon, non è finita. Cesaroni calcia del Ferraro in corner. E poi conclusione sul fondo. Del Ferraro a rimettere verso Bruno Petri, quindi Felippigno. Cerca di servire un compagno. Pallone sul fondo. Rimessa laterale Fortitudo battuta. Ierai verso Micheletto, quindi Cesaroni. Ierai ora da Michelangelo che prova la conclusione. È ribattuta. Poi Cesaroni alimenta per Micheletto. Chiusura di Carlitos. Cesaroni sulla seconda palla. Raubo, superiorità ora per la Fortitudo. Michelangelo sbatte ancora su Del Ferraro. Determinante nuovamente l'estremo difensore rossoblu. Ierai, pallone per Micheletto. Raubo. Michelangelo verso Raubo. Cesaroni poi calcia, sfera sul fondo. Ora Poti. Attacca in superiorità la Pirossigeno Cosenza. Carlitos trova il corner dopo la deviazione di Ierai. Pallone dentro che è stato ribattuto. Altro out per i rossoblù. 2-16 alla sirena. Pallone da Del Ferraro. Sfera lunga, blocca Moliterno che poi rilancia. Cerca e trova Raubo. Ora Cesaroni. Rientra Michelangelo.
Cesaroni proprio per Michelangelo, imprecisa la sfera per Micheletto, rimessa laterale rossoblu. Marchio del Ferraro, pallone in parallela, cerca e trova Poti, secondo palo per Carlitos, controllo, poi Bruno Petri, respinge Moliterno, occhio al contropiede, 2 contro 3. Cesaroni, pallone di là per Raubo, impreciso, senza deviazione, anzi sì, rimessa Fortitudo. È rimasta a terra però con i crampi Micheletto, ha giocato veramente 40 minuti quest'oggi Micheletto. Grassi, zitto! Nel frattempo per protesta ha ammonito anche Moliterno. Vai Andre! Andre, mi meraviglio di te, perché sei nato! Si riprende a giocare 90 secondi al termine di una partita che ormai è in archivio da almeno 5 minuti effettivi. Punizione per la Fortitudo, quarto fallo rossoblu. E Titon che qui si prende un cartellino giallo abbastanza inutile per aver allontanato il pallone. Titon che era diffidato, quindi salterà la trasferta di Catania. Ammonizione, a maggior ragione stupida quella del numero 91, protagonista quest'oggi comunque con una doppietta e un paio di assist. Ierai, pallone per Cesaroni che passa su Felipigno, trattenuto Cesaroni da Felipigno, giallo anche per lui. E time out chiesto da Grassi. Anzi no, quinto fallo della Pirossigeno Cosenza. Pure Felipigno era diffidato, quindi salterà la trasferta di Catania, anche lui. E nel frattempo è espulso coach Grassi per quanto riguarda la panchina pometina, o comunque il suo assistente. Nel frattempo l'allenatore in seconda della Fortitudo non le manda a dire, provoca il pubblico rossoblu. Ierai dentro per Cesaroni che colpisce il palo, poi allontana Carlitos. Dicevamo quindi Titon e Felipigno che salteranno la trasferta di Catania. Pirossigeno Cosenza che dista 5 punti aritmeticamente parlando alla salvezza. Nel frattempo la parata del Ferraro su Bueno, la doppia parata e poi arriva il gol di Bueno dell'8-4 che non cambia la sostanza, però rende meno amaro la sentenza. 11, Dicevo Pirossigeno Cosenza che adesso dista matematicamente 5 punti dalla salvezza, anzi aritmeticamente 5 punti alla salvezza, e ricordiamo che 5 punti considerando quelli che i rossoblù possono fare e quelli che Mantova e Ciampino non dovrebbero fare, quindi potenzialmente con una vittoria a Catania e una contemporanea non vittoria di Mantova e Ciampino nel prossimo turno, Pirossigeno Cosenza
sarebbe già salvo e manderebbe in A2 Elite le sopracitate formazioni. In particolar modo il Mantova sta tentando la rincorsa dopo la vittoria di oggi. Settimana prossima il Mantova giocherà in anticipo a Eboli in contemporanea con la partita della Pirossigeno Cosenza venerdì alle 8:30. Il Ciampino invece che alle 15 ospiterà le Cositi Genzano, quindi in caso di vittoria rossoblù al Pala Catania e di contemporanea non vittoria del Mantova a Eboli e del Ciampino in casa contro le Cositi Genzano, sarà festa per i rossoblù, che comunque potrebbero festeggiarla in casa contro la Sandro Abate Avellino o anche, mal che vada, all'ultima giornata a Ciampino. Nel frattempo 11 secondi al termine. Fortitudo Pomezia che invece con questa sconfitta vede allontanarsi sempre di più il treno playoff, non approfitta dello stop del Pesaro a Mantova, quindi restano 4 i punti di distanza da Pesaro e Sandro Abate. La Sandro Abate che sarà di scena stasera nel posticipo a Genzano con punti in palio in zona playoff. La Sandro Abate per consolidare la zona playoff e per renderla quasi aritmetica, le Cositi per scavalcare l'84 e raggiungere il Napoli al secondo posto. Un campionato comunque nelle zone alte molto equilibrato. 2 secondi al termine, finisce qui Pirossigeno Cosenza Fortitudo Pomezia 8-4 per i padroni di casa. Tripletta di Carlitos, doppietta di Titon. Un secondo perché qui dobbiamo andare a recuperare i gol che sono stati tanti. Dicevo, tripletta di Carlitos, doppietta di Titon, è arrivato anche il gol di Pelesigno. Il gol di Del Ferraro, anzi la doppietta di Pelesigno. Quindi 3 Carlitos, 2 Titon, 2 Pelesigno e 1 Del Ferraro. Dall'altra parte invece ce ne sono stati 2 realizzati da Raubo, 1 da Michelangelo e 1 da Bueno. È tutto per il momento per quanto riguarda la telecronaca. Da Cristian De Nicolò a tra poco per le interviste post partita. Attenzione, la cantiamo tutti insieme! Mind and senses purified. Mind and senses purified. Mind and senses purified. Saltellare! Na, 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 na.
Ci vediamo alla prossima partita, sempre qui al Pala Cosenza, perché c'è un traguardo da raggiungere. Ai nostri microfoni coach Leo Tuoto, allenatore della Pirossigeno Cosenza. Innanzitutto la prima cosa da dire, complimenti per questa grande prestazione contro un grande avversario quale la Fortitudo Pomezia. 8-4 il finale, tralasciando la partita. L'obiettivo è sempre più vicino, ancora non si è fatto nulla, mancano 3 partite, ma 30 punti si è sempre più vicini alla salvezza aritmetica. Sì, hai detto benissimo, una partita importantissima anche perché il Mantova ha vinto, quindi dovevamo mantenere il passo delle distanze dallo stesso Mantova. I ragazzi hanno fatto una partita attentissima, avevo chiesto una difesa molto paziente, una difesa perché conoscevo e sapevo di questa caratteristica loro, che era il possesso palla, il giro palla, loro bravissimi in questi, quindi noi abbiamo fatto in modo da renderlo sterile. Le occasioni le hanno avuti con calcio dalla distanza, il primo tempo qualche tiro dalla distanza e poi i calci piazzati dove un po' la fortuna, un po' la sfortuna, la fortuna loro, la sfortuna nostra, gli hanno concesso i gol, però i ragazzi sono stati calmi, tranquilli, hanno fatto una grande partita, hanno saputo pressare quando era il momento di pressare, hanno saputo attendere quando era il momento di attendere. Grande partita di Leonardo Del Ferraro che ci ha permesso di rimanere in partita e non solo, ha fatto il gol, finalmente una grande difesa del 5 contro 4 e ha fatto il gol, un gol importante che ha messo di nuovo tanta distanza fra noi e loro.
Quindi che devo dire, bravi, bravissimi, continuiamo così, ancora 3 partite alla fine, ci sarà tantissimo da sudare ancora, da lavorare ancora, però sono veramente contento della prestazione. Adesso purtroppo per la prossima partita abbiamo 3 squalificati, perché anche Fedele ha fatto un gravissimo errore, si è fatto trasportare. E niente, manca Felippino e Titon che hanno preso la quinta ammonizione, rientra Bava però, quindi dai, lavoriamo per questo meta, pensiamo alla prossima settimana, andiamo avanti, godiamoci, adesso ci dobbiamo solo godere il momento, la partita e riprendere poi, lunedì glielo diamo di riposo, meritato riposo. Credo sia giusto. E martedì faremo una doppia, quindi riprenderemo martedì. Salvezza che potrebbe arrivare aritmeticamente già a Catania. Indipendentemente da questo, oggi è difficile parlare di singoli perché è stata una prestazione di squadra veramente eccezionale, però oggi il Pala Cosenza scopre un Carlitos che finora aveva visto solo Leo Toto in allenamento. Sì, bravissimo, hai detto benissimo. Carlitos in questo momento è una marcia in più, è un ragazzo che di un'educazione incredibile, è arrivato, permettimi un po' malconcio perché era fermo da tanto tempo, quindi gli abbiamo dovuto dare il tempo di riprendersi fisicamente, perché la nostra Serie A fisicamente è uno dei campionati più difficili che ci sono in Europa, e sono state anche le parole di Carlitos, quindi il tempo che si è ambientato un po' nei ritmi, nell'intensità e nello scontro fisico, e il ragazzo oggi sta dimostrando tutto il suo valore, un cecchino sotto porta, grande qualità di palleggio, grande intelligenza tattica, quindi veramente bravo, ma Carlitos ha fatto quello che ha fatto perché dietro c'è una grande squadra che lavora tanto, e mi ripeto, questa è una squadra dove c'è solo il noi, non il tu, è una squadra che lavora di gruppo, è una squadra che è lì dov'è grazie veramente a questo forte gruppo. È ovvio che qualcuno sta giocando di meno, mi dispiace questo perché meriterebbe di stare in campo, ma in questo momento dobbiamo pensare a salvarci e dare la responsabilità a questi senior che ci stanno dimostrando tutto il loro valore. Grazie coach Tuoto, la lasciamo ai festeggiamenti e in bocca al lupo per le prossime ultime 3 partite. Grazie a voi, crepi il lupo e speriamo di fare bene. Da Cristian De Nicolò è tutto, linea alla regia.